Buongiorno a tutti, sono Carlo Masetto, ho frequentato il master nell'anno accademico 2018-2019, attualmente lavoro come istruttore tecnico presso il Comune di Padova, settore mobilità, e il titolo del lavoro che presento quest'oggi è Approccio multicriterio per la valutazione degli effetti della tempesta Vaia. Come purtroppo è noto, nel corso dell'ottobre 2018 sulla regione, in particolare il territorio montano Veneto, è stato interessato da un evento di straordinaria intensità eccezionale che ha determinato precipitazioni molto abbondanti per più giorni e abbinati a venti di intensità che raramente si erano rilevati sulla montagna veneta, causando esondazioni, smottamenti localizzati, danni a infrastrutture, opere antropiche. Con questo lavoro si è cercato fin da subito di trovare una procedura di lavoro basata sull'analisi multicriterio in ambiente GIS, finalizzata a evidenziare gli effetti della tempesta sulla base di specifici criteri di valutazione. L'obiettivo del lavoro svolto presso la Regione è stato quello di definire uno strumento di supporto nella definizione delle priorità di intervento post-emergenza, applicabile anche facilmente applicabili e mutuabili ad altri contesti montani e a altri eventi simili. Il tutto inquadrato nel contesto della definizione di strumenti operativi volti a perseguire, mediante l'uso di dati geografici, gli scopi, i target dei Sustainable Development Goals previsti dall'Agenda 2030 e in particolare con riferimento agli obiettivi 11 e 13, città e comunità sostenibili e lotta contro il cambiamento climatico. Una breve analisi sulle analisi multicriterio senza la pretesa di sviscerare gli aspetti tecnici visto il tempo comunque limitato. Le analisi multicriterio per scopo decisionale sono un metodo ampiamente utilizzato nella letteratura tecnico-scientifica per analizzare informazioni complesse di natura eterogenea. Il valore aggiunto del metodo accoppiato con un sistema, con un'elaborazione in ambiente GIS, consente di aumentare notevolmente gli approcci di valutazione e modellazione dei fenomeni territoriali caratterizzati da una dimensione spaziale. Nel caso specifico si è trattato di valutare ex post un evento che ha avuto un enorme impatto sul territorio e in particolare si è cercato di definire per il territorio in esame un indice di suscettibilità e vulnerabilità con riferimento soprattutto alle opere antropiche, quindi edifici, infrastrutture, strade e anche tenendo in considerazione il reticolo idrografico. È tutto posto in relazione alla stabilità del versante e la possibile movimentazione della biomassa vegetale presente sul terreno a seguito degli scatti. Tenere presente che quando è stata fatta questa analisi c'era ancora una scarsità di dati disponibili per fare questo tipo di analisi e innanzitutto un lavoro immane di sistemazione e di costruzione che ancora insomma non è del tutto concluso. L'output finale è rappresentato da una carta di suscettibilità e vulnerabilità formato raster, in cui si individuano le aree più vulnerabili del territorio. Il territorio analizzato è situato nel cuore delle Dolomiti Bellunesi. Come base cartografica si è presa quella relativa al bacino idrografico dell'Alto Cordevole,
e di questo territorio fanno parte i comuni di Roccapitore, Livina Longo del Coldilana, Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e Alleghe. L'estensione totale è di circa 230 km quadrati. In seguito ho riportato uno schema di flusso del processo metodologico utilizzato, piuttosto complesso nell'insieme, quindi andrò abbastanza veloce. Sostanzialmente, prima di tutto, si sono individuati i criteri per l'analisi multicriterio. Dopo si è proceduto a individuare le aree di schianto tramite acquisizione di dati satellitari Sentinel-2. I parametri morfologici sono stati derivati dal modello digitale del terreno acquisito tramite rilievi LIDAR. Si è proceduto poi all'attribuzione dei pesi, la creazione della matrice e la validazione e normalizzazione della matrice. Nelle slide seguenti spiegherò un po' meglio questo aspetto. Sono stati suddivisi i singoli criteri in classi in base stabilendo un ordine di priorità e di importanza rispetto al parametro finale da valutare, che è la suscettibilità e la vulnerabilità. E infine si è pervenuti, tramite sempre strumenti GIS, alla creazione di una carta di suscettibilità. La metodologia di analisi multicriterio utilizzata è l'Analytic Hierarchic Process, un metodo ampiamente utilizzato in lavori simili, soprattutto nella valutazione delle suscettibilità. Ci sono vari esempi in letteratura per quanto riguarda, ad esempio, il rischio alluvione e il rischio frana. È un metodo ovviamente collaudato, ideato da Thomas Tuck nel 1980, ripreso successivamente dallo stesso autore e da altri. Sostanzialmente il metodo prevede una preliminare fase di individuazione dei criteri, quelli che abbiamo sinteticamente visto nella slide precedente, e una successiva fase di attribuzione dei pesi individuati dal confronto al coppio relativo fra i singoli criteri definiti. Sostanzialmente si verifica ogni criterio con gli altri e si attribuisce un valore di importanza relativa fra ciascun criterio. Il risultato è una matrice di ordine n, dalla quale determinare il vettore dei pesi per ogni singolo criterio. Questa è la matrice che si è ottenuta dall'analisi dei criteri. La particolarità evidenziata in giallo è che la matrice triangolare inferiore risulta essere la reciproca della triangolare superiore. Adesso non andiamo a approfondire l'aspetto matematico della questione, ma sostanzialmente da questa matrice attraverso operazioni di normalizzazione si ricava il vettore dei pesi e l'autovettore della matrice, che servirà poi per l'analisi e la definizione della carta finale. Naturalmente previa consistenza della matrice, in quanto il metodo prevede che venga fatta una verifica per la corretta attribuzione dei pesi tramite valori tabellati in letteratura. Il modello digitale... Gli ultimi 2 minuti. Ok. Si è poi proceduto appunto ad acquisire il dato LIDAR e soprattutto a ricavare le aree di schiante tramite l'analisi di immagini satellitari, sfruttando il cambiamento della risposta spettrale della vegetazione danneggiata nella banda dell'infrarosso vicino. Questo è il risultato della classificazione. È stata effettuata una classificazione supervisionata utilizzando l'algoritmo della massima verosimiglianza e
alcuni dati statistici della classificazione, in cui si è evidenziato che gli schianti sono venuti principalmente in una quota di media montagna compresa fra i 1200 e i 1700 metri circa. È interessato principalmente un bosco di conifere, che si è rivelata quindi in una prima analisi essere la tipologia di pianta, di vegetazione più soggetta, più sensibile a questo, soprattutto ai venti che hanno soffiato durante i giorni della tempesta. Sono stati riclassificati quindi tutti i layer precedentemente esaminati, assegnando punteggi gradualmente crescenti da 1 a 5 in ordine alla loro importanza ai fini della suscettibilità alla vulnerabilità. Ed è stato utilizzato il tool Raster Calculator alla fine per ottenere l'output finale, utilizzando i pesi determinati prima con le operazioni di normalizzazione della matrice. Qui ho riportato le tabelle con la riclassificazione secondo un punteggio di priorità crescente per ciascun criterio, suddivisi in classi. E qua alcuni esempi, questo è un esempio dell'edificato, del layer edificato, questo è un esempio invece del layer pendenza, e alla fine si è ottenuta una carta di suscettibilità alle vulnerabilità riclassificata, qui visualizzata con le modalità di visualizzazione geometric interval, in cui si rendono evidenti subito le zone che hanno una suscettibilità e vulnerabilità maggiore rispetto alle altre. Le classi sono 5 in ordine crescente di suscettibilità, quindi da verde più basso a rosso naturalmente massima come vulnerabilità. In sintesi, si è osservata una buona correlazione fra zone che hanno un elevato indice di suscettibilità nelle carte e zone che hanno effettivamente subito danni più rilevanti. Si è riusciti a individuare una metodologia operativa basata su criteri oggettivi e misurabili, seppur disomogenei e eterogenei fra di loro, spazialmente definiti, e in grado di fornire supporto agli amministratori locali nella definizione delle priorità degli interventi post-emergenziali. La metodologia può essere utilizzata anche come strumento operativo finalizzato al conseguimento dei target previsti dall'Agenda 2030 per gli obiettivi 11 e 13. Un'altra cosa interessante è che è possibile utilizzare la carta e la metodologia per effettuare valutazioni su layer di interessi specifici, estraendo la maschera di interesse del layer al fine di evidenziare aree o elementi che risultano essere più sensibili a seguito di un evento di questo tipo. La metodologia è anche applicabile in altri contesti simili o nel medesimo, cambiando l'attribuzione dei pesi. Alcune opportunità di miglioramento ai limiti della metodologia proposta. Innanzitutto lo strumento operativo per poter mantenere la validità nel tempo richiede dati provenienti da fonte certa costantemente aggiornati. Nella metodologia di analisi multicriterio utilizzata, probabilmente utilizzare un numero di criteri inferiore a 10, quindi su certi 13, renderebbe probabilmente più gestibile il risultato. Per quanto riguarda i dati satellitari, la risoluzione spaziale del Sentinel-2 si è rilevata adatta all'analisi di questa scala, ma se si volesse un grado di dettaglio maggiore, sarebbe necessario ricorrere a satelliti con risoluzione migliore, e da tenere presente che Sentinel-2 multispettrale è sempre influenzato dalla copertura nuvolosa a ombre, quindi bisogna utilizzare le immagini a disposizione, valutando le migliori. Ecco, grazie per l'attenzione, qui ho i miei contatti qualora voleste approfondire qualche aspetto.